Incredibile, una soluzione all'italiana che intanto rimanda tutto a ottobre e poi, per non scontentare nessuno, aggiunge al tavolo della trattativa soluzioni estemporanee come quella presentata da Enrico Zanetti di Scelta Civica. Rabbiosa la reazione del comitato No Grandi Navi dopo il vertice del Ministero delle Infrastrutture riunitosi 24 ore fa a Roma. Un incontro che doveva essere decisivo a sancirne l'importanza la presenza del ministro Lupi alle infrastrutture, del ministro Orlando all'ambiente, del governatore del Veneto Zaia, del sindaco di Venezia Orsoni, dell'autorità portuale con il presidente Costa, che lascia l'amaro in bocca ai comitati cittadini, di parere opposto agli attori al tavolo, a partire dalla regione. Il problema è risolto, tutti siamo concordi sul fatto che le grandi navi sopra le 40.000 tonnellate dovranno uscire, quindi quelle che si vedono in TV, le grandi navi da crociera, dal bacino San Marco, dal canale della Giudecca. La deadline, cioè la linea ultima per la decisione, quindi le modalità, sarà ottobre. Fin qui tutto bene, restano le divisioni sulle proposte, su cui dovranno stendere una relazione tecnica, Capitaneria di Porto e Magistrato alle Acque, Concordi, Regione e Porto di Venezia. I punti fermi sono: primo, no le grandi navi in bacino San Marco; secondo, la marittima, l'utilizzo della marittima, perché non ha senso spostare un investimento che è già stato fatto. Chi di competenza deciderà. Insomma, bisogna che un po' alla volta ci rendiamo conto che in Italia, anche in Italia, si distingue tra chi esprime opinioni, da chi dà pareri e chi decide. Di parere opposto il Comune, soddisfatto per l'incontro di ieri, ma fermo sulle sue istanze. Noi riteniamo che Porto Marghera sia l'ipotesi migliore, anche perché non necessita di scavi di nuovi canali, ma semplicemente del risezionamento di un canale già esistente.